patrimonio mondiale con il venduto secco UNESCO, e Daniele Marcassa. Il premio in mano al presidente della giuria Fabio Testi. Perfetto, tra l'altro è l'eccellenza del cinema veneto, mettendo in luce il talento, la creatività dei nostri registi, attori e, non da ultimo, maestranze. Sono professionisti che, grazie alla loro voglia di fare, animano questo comparto dalle molteplici sfaccettature. Grazie premiati, grazie alla giuria. In questo caso il film di cui parleremo adesso, parlerà Laura, è stato girato in un luogo molto particolare, l'abbazia di Praglia, che è un monastero benedettino che sta nella campagna padovana, non lontano da Abano. Conta molto? Ecco, allora quello dopo. Non te lo... Ispirato al romanzo di Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, al termine del suo ultimo Chuck è stato presentato da Veneto Film alla stampa. Il lavoro di un grande regista, Ellen Kine, che ha diretto interpreti come Vera Tiushkina e altri giovani attori che insieme ad Ellen Kine vorrei invitare qui sul palco. È guarito il videoproiettore, vediamo un pezzo. Un cavaliere d'altri tempi. Ho saputo che siete nelle liste di proscrizione. Un amore immortale. Una storia antica ed attuale. Perché non si tenta una ribellione? Una patria da difendere. Giuliano Mozzato Film Production, in collaborazione con Veneto Film, tratto dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. È lieta di presentarvi Vera storia di due amanti infelici, con Lazam Abazi, Vera Atiuskina, Fiammetta Ventura. Quando diritti e doveri stanno sulla punta di una spada, il forte scrive le leggi con il sangue e pretende il sacrificio della virtù. Io vi scongiuro, in nome di Teresa, partite. Vera storia di due amanti infelici. Regia di Ellen Kine.